Buongiorno amiche e amici, eccoci, siamo di nuovo in diretta con Ore 13, continuano le nostre trasmissioni live qui da San Biagio in un'Antena 3 che oggi vuole celebrare quello che è il sogno olimpico, il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di oggi, il sogno olimpico, insomma penso che, mi auguro che tutti voi lo sappiate, l'Italia ha ottenuto, ha concretizzato quella che è la candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 con un asse Milano-Cortina, Lombardo-Veneto, che appunto fortunatamente riporterà i Giochi Olimpici nel nostro paese. Ci sono ovviamente momenti di grandissima soddisfazione, però insomma come sappiamo i nostri imprenditori, i nostri atleti, le nostre aziende, i nostri amministratori sono già al lavoro per prepararsi a questo importantissimo evento. Allora, ho coinvolto tre ospiti veramente di grande rilievo e di ambiti completamente diversi che ci possono dare sicuramente una mano sia per quello che è stato, ma per quello che potrebbe essere Milano Cortina 2026. Allora, innanzitutto Giancarlo Zanatta, che è patron del gruppo Tecnica, uno dei più grandi gruppi mondiali per quel che riguarda il mondo sci. Buongiorno. Buongiorno. Plurimedagliato olimpico, un sacco di mondiali vinti, un grande campione del mondo dello sport italiano e non solo ovviamente rispetto a questi risultati, campione di fondo Pietro Pillercotter, caro amico. Ciao Pietro, grazie della disponibilità. E poi abbiamo un membro della commissione che è stato a Losanna e che quindi ha preparato tutta questa fase della candidatura, che sicuramente ci può raccontare com'è stata la fase di preparazione, ma anche quei magici momenti che avete vissuto a Losanna. Sebastiano Dabalà, buongiorno. Buongiorno, grazie. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono, potete assolutamente chiamarci e farci domande, considerazioni e quant'altro. Allora, sogno olimpico. Prima domanda secca, ve la faccio veramente secca. Vi aspettavate una vittoria dell'Italia con questa candidatura, Giancarlo Zanatta? Per me aveva tutte le premesse per avere questa candidatura. Erano anni che si tentava e ben è arrivata. E c'è stata una bellissima combinazione Milano-Cortina, peccato che qualcuno abbia rinunciato, guardando indietro e non avanti, ma comunque molto bene e farà molto bene per l'immagine dell'Italia in tutto il mondo, perché io credo che qualche miliardo di persone guarderà queste competizioni. Pietro, per te? Ma è innegabile che l'ottimismo la faceva da padrona, poi dopo al lato del voto non si può mai sapere, per cui l'incertezza da parte mia poteva esserci, pur sapendo quello che l'Italia ha messo sul piatto di bello e di buono può assolutamente offrire. Sebastiano, allora, voi che l'avete vissuta, innanzitutto come funziona molto velocemente una commissione di una candidatura olimpica? Allora, io facevo parte del comitato promotore, io rappresentavo la pista di bobsleigh Tino Skeleton in quanto ex atleta di squadra nazionale e ognuno di noi in una regia ben orchestrata dal CONI, dalle province, dalle regioni e dai comuni abbiamo cucito questo dossier in maniera sapiente e col tempo si è rivelato ovviamente vincente, ma man mano che lo costruivamo eravamo convinti della bontà di questo progetto. Nel corso dell'anno si sono ritirate alcune candidate illustri di cui si doveva per forza temere, è rimasta Stoccolma, Stoccolma-Ore, che comunque sia era una candidatura molto forte, è una nazione che organizza ogni anno diversi campionati del mondo delle varie discipline invernali. Ci siamo seduti all'interno del palazzo del CIO a Losanna, abbiamo fatto una presentazione tecnica, una emozionale e poi c'è stata la proclamazione e un salto di gioia. Poi magari ripercorriamo un attimo quei momenti, comunque se l'aspettava questa vittoria. Che percentuale si dava, tolta la scaramanzia, il netto della scaramanzia? La candidata avversaria era molto forte, per cui un 50-50 ci stava tutto. Poi dopo l'ottimismo, la consapevolezza di fare un lavoro fatto bene, di confrontarsi, di vedere anche quello che costruivano loro. Io faccio parte della Fondazione Cortina 2021 per l'organizzazione dei campionati del mondo di sci di quell'anno. A febbraio siamo andati a vedere l'organizzazione dei campionati del mondo che hanno fatto loro, per cui ci siamo resi conto che il nostro competitor era molto forte. Sì.
Giancarlo Zanatta, allora, lei appunto è patrono del gruppo Tecnica, voi fate scarponi da sci, fate scarpe da trekking, cioè, ne avete un sacco di prodotti, lei vive da tanto tempo quella che è la realtà sia imprenditoriale ma anche sportiva, no? E qui siamo di fronte a un'occasione duplice, perché è un'occasione, anzi triplice direi, di promozione del paese, di promozione delle discipline e di spinta anche per quello che è il settore a cui appartenete voi. È d'accordo innanzitutto su questa cosa? Sì, diciamo che queste manifestazioni, questi eventi portano, diciamo così, il bene per tutti. Dal turismo, per esempio nel mondo della neve, ragazzi nuovi che saranno in promozione perché vadano a sciare, perché non c'è solo calcio, c'è anche lo sci, ci sono altri sport da promuovere. Da un punto di vista aziendale credo di sì, anche perché sai, è un Made in Italy e nella zona di Montebelluna, siamo nella zona di Cortina e quindi anche da quel punto di vista lo possiamo spendere, quindi io direi molto bene. Insomma c'è grande ottimismo, Certo che sì, si è confrontato con qualche suo collega anche magari estero relativamente a queste cose? Non ci sono perché non ho avuto l'opportunità, li vedrò domenica prossima a Monaco di Baviera, però credo che facciano il tifo per questo evento dato a Milano e a Cortina. E io credo che sarà un bellissimo evento, sono stati bravissimi gli organizzatori, un plauso all'organizzazione, a Zai, al sindaco di Milano, a Malagò e tutte le squadre sono stati bravissimi, hanno fatto una bellissima presentazione e credo che i risultati ci saranno. È importante una cosa, che ci siano anche gli albergatori che si mettano in gioco, che ci sia l'ANAS che ci farà le strade piuttosto che i parcheggi, gli impianti saranno rivisti, io credo, spero, e spero che questa sia un'occasione per far sì che le nostre montagne, che i nostri paesi, che i Cortina piuttosto che Bormio e così via, facciano un salto di qualità da un punto di vista dell'immagine e del servizio. Noi dovremmo diventare come St. Moritz, come Gastad, come le grandi stazioni sciistiche francesi. Questo è quello che vedo io. Secondo lei deve essere è l'obiettivo? Un'occasione, questa è un'occasione. Allora vediamo queste immagini di tripudio. Sebastiano, lei ha un po' di pelle d'oca a rivedere queste... Decisamente anche in questo momento. Sarà un ricordo indelebile, fantastico, un'emozione indescrivibile. Purtroppo da atleta non ho fatto l'Olimpiade, ma provo a farla fare a qualcun altro, contribuire a farla fare a qualcun altro. E rivedendo queste immagini, un momento di esplosione. In prima fila ha saltato, il presidente Zai ha fatto un salto incredibile. Sì, che poi di solito è una plomb molto misurato, sì, no? Quindi sì, anche vederlo così penso sia stato un... Perché sicuramente noi che abbiamo lavorato alacremente su questo dossier, la prima riunione a Cortina è stata il 7 giugno del 2018, però si parlava già da prima, è un lavorare, un costruire, investire, trasferte, videoconferenze, presentazioni, progetti, disegni, e tutto questo veniva accettato o negato alle 6 di lunedì sera, e quando si è girata la busta e abbiamo sentito la M di Milano siamo esplosi. Pietro, allora, emozioni olimpiche, no? Queste sono quelle emozioni che sono di preparazione, perché poi ci sono però gli atleti che scendono in pista, a seconda della disciplina nel campo di gara, e si confrontano a livello internazionale per giungere alla vittoria, e tu qua ne sai più di qualcosa. Ma in effetti da lunedì, martedì ho incominciato a fare questo tipo di ragionamento, perché a Torino 2006 ero un attore protagonista e... Ricordami, tu che a Torino 2006... Ho conquistato l'oro nella staffetta, esatto, e il bronzo nella 30 km, per cui ho capito che cosa vuole dire da atleta italiano correre in casa. Cosa vuol dire? È un'emozione, cioè una cosa che non è facilmente quantificabile o descrivibile, perché un'emozione, un'Olimpiade a prescindere è un'emozione. Per fortuna non era la mia prima Olimpiade,
ma la seconda, quindi se non altro qualcosa in meno da dover rompere c'era, però c'era l'Italia e la pressione dei tifosi, dei media, di tutto quanto, ma anche la responsabilità che ci sentivamo addosso. Si sente tanto la responsabilità di rappresentare il proprio paese in casa in una competizione di questo tipo? Sì. Sì, non che se si va all'estero uno si va così, va un po' più piano, vuole andare più piano, questo assolutamente no, però sai che ci vengono i tuoi tifosi, i tuoi familiari, i tuoi amici, o gente che nuove amicizie, per cui lì l'ho vissuto da atleta. Adesso che sono, diciamo, dalla parte dirigenziale, mi rendo conto che c'è una responsabilità, per cui mi piacerebbe richiamare i miei vecchi dirigenti e capire da loro cosa hanno fatto per cercare di poter mettere gli atleti che seguiamo noi in questo momento nelle stesse condizioni di poter gareggiare, ma non partecipare, anche partecipare, perché non tutti vincono la medaglia, ma poter dare quelle giuste soddisfazioni all'Italia come noi siamo riusciti a darle a Torino, che quello vorrebbe dire veramente riuscire a metterci quella ciliegina o il fiocco all'Olimpiade italiana, all'Olimpiade di casa. Senta Giancarlo, voi tra l'altro come gruppo avete anche Nordica, che è da sempre con Dominic Paris, che insomma per quel che riguarda il mondo dello sci alpino italiano è l'atleta di punta, sta vincendo un sacco. In questo momento. Esatto, e quindi in questo caso noi abbiamo l'atleta italiano con azienda italiana che lo sostiene, che porta a casa i risultati. È tanto premiante questa cosa? Certo, l'atleta che vince è il nostro ambasciatore. L'atleta che vince è il nostro ambasciatore e noi siamo riconoscenti a questi atleti che vincono, e siamo riconoscenti perché vuol dire vendite, il tutto si trasmette e si trasforma in vendite e quindi noi di questi atleti ne abbiamo bisogno. Lei ha parlato di Paris, ma nel passato abbiamo avuto Zurbriggen, abbiamo avuto Homod, abbiamo avuto molti atleti e i tempi di Compagnoni e Tomba sono stati bravissimi anche loro, che hanno promosso, hanno fatto la promozione dei prodotti italiani nei 50 paesi dove noi esportiamo. Tanto voi insomma investite anche sui giovani, immagino, per cui siete a fianco a ragazzi che potrebbero veramente essere protagonisti in casa. Questa è la speranza, e qui abbiamo 6 anni davanti, 7 anni davanti, e credo che se andiamo a investire bene nei giovani possono saltare fuori dei bravi ragazzi, perché ci sono i bravi ragazzi. L'importante è che affrontino i sacrifici, perché ci sono molti sacrifici. Io parlavo stamattina con un atleta e mi dice, è venuto a prendere gli scarponi e mi ha detto: guarda, io faccio 6 ore di allenamento al giorno. 6 ore di allenamento al giorno? Sì, faccio 6 ore di allenamento al giorno e le faccio per 270 giorni all'anno. Quindi è un sacrificio, però se poi arriva la vittoria... Ovviamente i sacrifici vengono completamente annullati. Sebastiano Dabalà, qual è stata la chiave veramente fondamentale di questa vittoria per l'assegnazione dei giochi? Allora, in questa edizione di Olimpiadi si applica il nuovo protocollo, l'Agenda 2020 emanata dal CIO per la realizzazione dei nuovi giochi olimpici, ovvero sia un'Olimpiade più low cost sicuramente, ma con il riutilizzo dell'80% delle strutture esistenti. Ecco, già questo crea uno scarto nei confronti di altre realtà dove non c'è nulla o poco e bisogna costruire tanto. Fortunatamente il nostro territorio era molto ben attrezzato da questo punto di vista, si parla veramente di realizzazione di pochi impianti o quantomeno ammodernamenti contenuti, c'è un'eccezione però. Sicuramente la dimostrazione di saper far squadra, 3 regioni, 4 province, colori politici diversi, la promozione di un territorio e la sua valorizzazione senza, ospitando un'Olimpiade senza stravolgerne il territorio, che questo è un aspetto fondamentale oggi come oggi, ma a maggior ragione per un territorio importante e anche delicato come sono le Dolomiti, per esempio. Che ricordiamo essere patrimonio dell'UNESCO. Brevissima pausa. Professionale.
Il sogno olimpico è appunto l'argomento di oggi, ne stiamo chiacchierando da diversi punti di vista e andiamo sulle opportunità. Che cosa significa per voi sapere che tra 7 anni ci sarà questo incredibile appuntamento e quindi sulle rispettive attività vi chiedo secondo voi qual è l'opportunità più interessante? Partiamo da te Pietro, quindi da una figura che è un ex campione e che attualmente sta però cercando di formare dei campioni. Ma l'opportunità sicuramente c'è, a prescindere che poi sia in Italia, perché un'Olimpiade capita ogni 4 anni, però ci rendiamo conto che effettivamente poterla giocare in casa ci dà sicuramente degli stimoli nuovi, sicuramente il CONI ci sosterrà in maniera anche diversa o maggiore e quindi riuscire a dare la possibilità a quanti più atleti possibili di potersi giocare questa possibilità. E questo in questo momento particolare del nostro sport, che è un po' in difficoltà, ma non solo il nostro, dal calcio in poi tutti gli sport minori faticano un po', sarebbe sicuramente, diventa automaticamente linfa per riuscire a dare quel giro che in questi ultimi anni ci ha messo un po' sulle ginocchia. Quindi, ma a parte questo, riuscire a dare la possibilità a quanti più atleti possibili, questo qua secondo me sarebbe proprio lo spot, perché io cerco di portare più possibili a giocarsela, poi dopo il contingente è limitato e chi può gareggiare sono solo 4, però che tanti se la possano giocare diventa veramente una cosa molto bella. Giancarlo Zanatta, dal vostro punto di vista, quindi come produttori di articoli sportivi, qual è secondo voi lei la più grande opportunità? Lo dicevo prima, noi abbiamo il paese più bello al mondo e quindi dobbiamo fare la promozione a tutta l'Italia, dalla Sicilia al Piemonte, perché questo è il vantaggio di un'Olimpiadi. Certamente parleremo di Cortina, si parlerà di Milano, si parlerà di Borbio e così via, però io credo che questa sia un'occasione per promuovere il paese Italia, che è guardato a volte bene, a volte non bene. E quindi quel miliardo di persone che saranno davanti alla TV vedranno, io spero, Roma, vedranno Milano, vedranno la Sicilia, vedranno Torino, vedranno Venezia, perché qui si sta parlando di Torino e di Milano e si sta parlando di Cortina. Abbiamo Venezia, che è la più bella città del mondo e anche questa va rivalutata e va promossa e quindi tutta l'Italia ne dovrebbe trarre vantaggio da questa operazione. Senta, io so che lei viaggia molto per business, per lavoro ed incontra ovviamente parecchi suoi colleghi all'estero, no? Quando lei mi accennava, noi abbiamo degli aspetti positivi e degli aspetti negativi ovviamente come società, come cittadini italiani. Dal punto di vista imprenditoriale, quali sono le cose che ci vengono segnalate come positive e invece come negative? Ma i prodotti belli che facciamo, in generale noi italiani siamo bravi e stiamo facendo delle cose molto belle. Siamo riconosciuti perché abbiamo una bella più energia. Altri paesi, quindi è un treno che noi non dobbiamo perdere, dobbiamo continuare a andare in quella direzione e guardare avanti e qui ne salteremo fuori. Sebastiano, allora io penso che in una fase storica, no, nella quale spesso succedono degli egoismi, anche proprio dal punto di vista politico, amministrativo, qui va dato un grande merito dal nostro punto di vista al Presidente Zaia e al Sindaco Ghedina che hanno fatto un lavoro incredibile e che ci hanno creduto, dall'altra parte ovviamente a Fontana e a Sala. E che forse hanno dato quel segnale che lavorando insieme e superando quelle che sono individualità che purtroppo per noi veneti fanno parte del nostro DNA, cioè non è che siamo così abituati, no, a metterci d'accordo e dire ma sì, facciamo una cosa insieme. Cioè, io penso che sia il segnale più forte se vogliamo coglierlo oltre all'aspetto sportivo. Sono d'accordo, è un segnale importantissimo, forte e
e dobbiamo valorizzarlo. È stato fin dall'inizio, una volta che si è capito chi voleva fare cosa, chi era più bravo a fare una cosa, chi meno bravo, ha ceduto, ha sistemato, e una volta che si è trovata la quadra, per così dire, si è partiti. E da là non c'è stata più una discussione, non c'è stato più attrito. C'è qualcuno a cui va dato merito di questa opera di sintesi? Ma io, come hai detto tu prima, il nostro presidente Zaia e soprattutto il sindaco Sala di Milano, sono due persone che con le loro peculiarità e caratteristiche hanno saputo tessere una trama molto molto coesa, e il risultato è agli occhi di tutti. Stiamo vedendo questo video, che è stato il video di presentazione, no? Che ha cercato di emozionare, realizzato tra l'altro da un grandissimo professionista che è Marco Balic, a cui faccio veramente i complimenti, perché insomma, è un uomo di comunicazione, di creazione di supporti anche come questo, e penso, mi rilacciano al discorso che faceva Giancarlo Zanatta, che dice sì, noi alla fine facciamo prodotti belli e buoni perché siamo in una terra meravigliosa, e in qualche modo non può che rientrare anche nella bellezza di quello che poi costruisce l'uomo. Certo. Guardando queste immagini Vede Venezia. Scopriamo, cioè non lo scopriamo, notiamo ancora una volta la bellezza del nostro paese, ma non solo nell'ambito geografico, ma anche culturale, storico, anche tecnologico, perché proprio in questi momenti passano delle immagini di tecnologie che nel nostro paese sono quotidiane, c'è una ricerca, c'è un continuo guardare avanti. Anche gli impianti che noi andremo a sistemare, in parte realizzare, saranno fatti con la coscienza di un impianto moderno, quindi anche con tutto il tema della sostenibilità, non solo economica ma anche ambientale, quindi il contenimento delle emissioni di CO2, la conservazione e la valorizzazione del territorio, non ci saranno disboscamenti, non ci saranno modifiche dei profili montani, per cui anzi si valorizzerà questo aspetto. Bene, vedo che qualcuno vuole parlare con noi, pronto? Sì, pronto, mi sente? Certo, buongiorno, chi parla? Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i suoi ospiti, sono Paola di Padova. Buongiorno Paola, prego. Se mi permette, gentile, bravo conduttore, una piccola parentesi. Ho chiamato che c'era il dottor il sindaco ha capito? Sì, di Ponte di Piave, di Santa Lucia di Piave. Possibile? Ecco, no. Poi siccome naturalmente si chiude, io avevo chiesto cosa ne pensava della libertà di scelta terapeutica, e lei ha detto che adesso questi computer ci informiamo malamente perché ci sono tante notizie false. Allora volevo dire che tanta gente si informa. Io personalmente il computer non ce l'ho proprio, e ho cominciato a informarmi già nel 1970, e prendendo un libro di intossicazione. Signora Paola, mi scusi, però mi perdoni, stiamo facendo una trasmissione su tutt'altro argomento e stiamo cercando di portare avanti un filo. Io la ringrazio che ci chiama, però così veramente mi porta fuori completamente. È come se io la invitassi a mangiare un gelato e lei mi presenta una pasta asciutta al pomodoro, cioè proprio non ci siamo. Mi perdoni, grazie comunque, grazie. Allora, rinnovo ovviamente l'invito a chiamare, se possibilmente fate degli interventi relativi alle Olimpiadi, è tutto che di guadagnato. Allora, quindi terra e bellezza della terra che sicuramente dato viene rispettata. Voi atleti, quanto la sentite anche questo aspetto ambientale, no? Perché giustamente voi siete concentrati nella prestazione, e questo ci mancherebbe anche altro perché è il vostro lavoro, ma è una cosa che sta entrando anche nella cultura dell'atleta, del campione, lo stare attento all'impatto ambientale, a quello che lui può fare, perché dopo ovviamente si può solo che fare testimonial di un messaggio del genere. Sì, è già da molto tempo. Il fatto di ci sono vari questionari a livello di aziende, a livello italiano e internazionale, ma anche per capire quanto uno porta attenzione all'ambiente, e a furia di farli sicuramente questi giovani atleti che stanno crescendo ci ritroveremo con una nuova generazione di atleti
dirigenti che curano anche questi aspetti qua, dall'allenamento. E volevo fare una piccola parentesi alle 6 ore di prima, io continuo a dire non sono sacrificio. Quelle 6 ore moltiplicate per n numero di giorni non sono, perché uno lo fa perché è quello che gli piace fare, e allora il sacrificio è un'altra cosa, secondo me. Stiamo abusando, secondo me, troppo di questa parola sacrificio. Uno lo fa perché gli piace, e quindi non dobbiamo, secondo me, tutti, non dobbiamo far passare questo messaggio che lo sport è per forza fatica, per forza sacrificio. Ma no, è una cosa bella. Sì, che poi lo dice un signore, che mi permetto. Non per contraddirla, che mi ma permetto, è un pensiero mio. Sono parole di Dominic Paris. Lui mi ha detto: io per fare dei risultati, per avere questa muscolatura, devo farmi 6 ore di allenamento al giorno. Quindi ho parlato con lui 15 giorni fa. Non voglio contraddire né lei né Dominic, è un pensiero mio, forse da un ex atleta, ma lo dicevo anche quando era... No. Io voglio far passare il messaggio che il mio sport è bello, e che non è sacrificio. Il sacrificio lo sappiamo chi li fa, i sacrifici, chi lavora veramente sotto il sole. È impegno. Diciamo che chi lavora in acciaieria, soprattutto in queste giornate, i sacrifici ne fa sicuramente di superiori. Pronto? Pronto, dottor Paladin, sono Giusy. Buongiorno Giusy, come sta? E ora, ben ringraziando il Signore. Volevo dirgli una roba. Prego. Se è possibile che ogni volta che succede che facciamo sti Olimpiadi come Torino, come Milano, chi ha fatto tutti gli alloggi, e dentro che c'è tutta gente abusiva, no, non so, non capisco più niente. Guarda come ti va fatto dopo tutta sta roba qua, dove ti va? Ma c'è nessuno che può mettere a posto questi villaggi olimpici, chi ha fatto, mi risulta che abusiva dentro. Allora mi risulta, poi lo sentiremo dopo la pubblicità, che uno dei segreti... No, perché vuoi sapere che avevo gente tutta abusiva, non è possibile? Sì, oddio, non è che vadano solo nei villaggi olimpici. È stato uno dei segreti della vittoria. Case popolari di dargli a gente che ha bisogno, non ha dentro tutta gente. Va bene, grazie. Grazie a lei. È stato uno dei segreti con cui è stata vinta questa candidatura. Brevissima pausa e poi sentiamo appunto come ha funzionato. Allora, la signora Giusy prima ha posto un quesito a modo suo, ovviamente, su la sostenibilità, perché così si chiamerebbe, di un progetto olimpico, ossia finite le Olimpiadi, che cosa rimane per averle, cosa bisogna costruire e che cosa rimarrà. Mi risulta che uno dei motivi per i quali Milano Cortina si sono aggiudicate appunto i giochi è che ha presentato un progetto molto sostenibile. Sì. Allora, tornando a quello che accennavo prima, l'attenzione all'Agenda 2020, che è il nuovo protocollo per l'organizzazione delle Olimpiadi, si parlava di un 80% di strutture esistenti, e in questo cade anche quello che la signora Giusy accennava prima, il tema dei villaggi olimpici. Ecco, il villaggio olimpico in passato è stato usato in maniera a volte costruttura e a volte meno. Cioè, che cosa serve il villaggio olimpico? Il villaggio olimpico è, Pietro lo sa bene, è quell'insieme di alloggi dove risiedono gli atleti durante il loro periodo di gara, con delle facilitazioni, con dei servizi a loro dedicati. Per quanto riguarda il mio territorio, in comune accordo con l'amministrazione comunale molto attenta, il sindaco Giampietro, il vice sindaco Luigi Alverà, abbiamo proprio sviscerato tutte quelle che erano le tematiche, le problematiche legate alla scelta di un sito consono per questo villaggio olimpico, e l'abbiamo intravisto nell'ex aeroporto della località di Fiammes. Ma la cosa più importante da sottolineare è che sarà un villaggio costruito con dei prefabbricati, quindi verranno fatte delle urbanizzazioni temporanee, diciamo così, e tutto quello che sarà il villaggio olimpico sarà costruito con questi container che oggi come oggi offrono dei servizi veramente molto di livello. Terminata l'Olimpiade, tutto questo verrà rimosso, verrà ripristinato il terreno come lo si era trovato, con delle piccole modifiche, magari migliorative per futuri successivi utilizzi, e nel caso di Cortina appunto
tutti questi container verrebbero dati in gestione o da utilizzare con la protezione civile. Domanda di cronaca, quindi questo presuppone che il progetto aeroporto non verrà messo in atto? Perché se In questo momento l'amministrazione ha preferito concentrarsi su questo obiettivo qui. Ok. Pietro, ci racconti, perché poi l'ho sentito da parecchi atleti, no, che hanno avuto la fortuna di vivere una Olimpiade. Il villaggio olimpico è un luogo molto particolare e molto sentito, no, da chi ci vive e da chi ci poi è lì perché deve andare a competere. Se lo racconti un attimo nello spirito. Allora, non vorrei far cadere un mito, ma io che ho partecipato a 4 Olimpiadi, all'inizio con quello che era, diciamo, quello che avevo ricevuto in eredità dai precedenti atleti, quindi parlo di Maurilio De Zol piuttosto che Silvio Fauner, Vanzetta e Albarello. L'obiettivo era andare per vincere e quindi per noi era importante trovarci una casa che fosse al di fuori del villaggio olimpico per avere il nostro cuoco, la nostra quiete, la nostra intimità e soprattutto era un modo per rifuggire le malattie, perché in un villaggio olimpico a contatto con tanti atleti di tante diverse nazioni c'era molta più probabilità di ammalarsi e chi va là con l'obiettivo di vincere ti scoccia un po' questa cosa, per cui ho vissuto le mie prime 3 Olimpiadi così e ritenevo che ma forse ancora adesso per me se vai con l'obiettivo di vincere è la cosa migliore da fare. L'ultima Olimpiade a Vancouver non ci è stata data questa possibilità e ho vissuto con entusiasmo il villaggio olimpico che però insomma dà tante cose, tanti aspetti positivi, per cui il contatto con tutti gli atleti, ma che poi dopo se sei di nuovo concentrato per le tue gare fai fatica a intraprendere, però vedi veramente hai la possibilità di confrontarti, vedere, osservare come si comportano tanti atleti per cui, ripeto, non voglio demonizzare perché noi l'abbiamo vissuto in una certa maniera. È bene sentirlo. È una voce, è una campana, esatto. Però effettivamente diventa il fulcro, il centro di tutti quanti. Sottolineo quello che ha detto Pietro perché quando eravamo a Losanna questi 3 giorni più volte ho pranzato, cenato con Michela Moioli, Sofia Goggia e proprio loro, in particolare Sofia, era molto risoluta nel sottolineare questo che ha detto. Io vado in un'Olimpiade per vincere, devo essere concentrata H24. Sofia è una che tende abbastanza alla competizione e lo si vede dai risultati. E lei diceva che non gli interessa vivere il villaggio olimpico, lei è lì per la gara, per cui vuole stare a 1 minuto dalla pista in un albergo con il suo entourage, i suoi comfort. Non a caso nel nostro dossier, ovviamente non solo per questo, però il 75% degli atleti partecipanti alle gare è a meno di 10 minuti dal sito di gara come alloggio, il resto nei 20 minuti, per cui una cosa, Pietro magari si ricorderà che più di una volta il sito di gara da dove alloggiava non era a 10-20 minuti, per cui sottolineo questo aspetto qui. Giancarlo, di questi aspetti giustamente molto competitivi degli atleti moderni, voi che sviluppate i prodotti che gli servono per competere, come lo vivete questo noi siamo sempre in contatto con gli atleti. In questo periodo gli atleti vengono in azienda, ci chiedono le modifiche, facciamo le modifiche sul prodotto o vanno giù in Austria dove avevamo la fabbrica dello sci e si fanno preparare 10-12 paia di sci più duri, più morbidi e così via. Ci sono gli skimen che li seguono, fanno test sui ghiacciai e poi vanno, non so, in Sud America a provare e così via. E quando tornano per il mese di ottobre-novembre sono pronti però noi siamo sempre dietro loro per sostenerli, portare delle migliorie e lavoriamo assieme. Solo assieme facciamo i prodotti migliori. Come funziona? Loro hanno internamente in azienda una persona dedicata, tanto so che Nordica c'è anche un laboratorio di sviluppo molto all'avanguardia. Noi abbiamo 2 persone capaci, brave, tecnici all'interno dell'azienda, arrivano gli atleti,
e lì facciamo il lavoro base. Poi abbiamo alcuni ski man che vanno assieme all'atleta in pista dove vanno a provare, quindi fanno dei rapporti, portano a casa modifiche da fare, le modifichiamo e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. È come la Formula 1. Senta, tra l'altro questo brand vostro, appunto Nordica, che compie 80 anni quest'anno, no? Penso che sia un traguardo bello, significativo. Sì, bravo, perché a questo evento avremo anche le scarpe vincenti, avremo le scarpe di Zeno Colò, avremo le scarpe di Carlo Senoner, avremo le scarpe di Homod, avremo le scarpe di Sbriggen, ci sono le scarpe di Neureuter, di Paris e così via, quindi ci sarà una bellissima presentazione di queste scarpe che hanno vinto. Qual è l'atleta con cui ha collaborato che le è rimasto più nel cuore? Ma le dirò che io ho conosciuto Zeno Colò, l'ho conosciuto quando aveva 60 anni ormai, bravissimo, umile, bravo, e poi li ho conosciuti tutti, però Zeno mi è rimasto impresso per la sua umanità, per il suo modo di presentarsi e così via. Sebastiano, invece della delegazione italiana che c'era lì con voi a Losanna, a livello di atleti, loro come, abbiamo visto ovviamente delle immagini, però hai qualche aneddoto, qualcosa che non sappiamo? Ma questo qui che ti ho appena raccontato di Sofia e di Michela, che erano proprio risolute a sottolineare questo. Poi ovviamente affine al mio ex sport c'è stato Armin Zurbriggen, che però è un anno che Armin Zegeler, per cui è un anno che ci confrontiamo appunto per la progettazione, l'inquadramento della pista. Molto simpatico è stato, era presente anche lui, non proprio attinente alle Olimpiadi, c'era Marcello Lippi come testimonial dello sport italiano, il quale in una pausa prima della selezione della città ospitante ci ha raccontato tutti i retroscena di Juventus, mondiali di calcio, però è stato un'atmosfera proprio familiare, dal dirigente del CONI al politico all'ex atleta o atleta, un'atmosfera proprio familiare, tutti a proprio agio, un confronto sui propri aspetti, i propri ruoli, un'esperienza unica. Vi siete parlati con quelli che erano gli avversari in campo, in quel caso gli svedesi, dopo l'assegnazione? No, c'è stata una stretta di mano di circostanza, si sa cosa si prova in quei momenti, però poi la delegazione svedese ha abbandonato abbastanza in fretta, con comprensibile delusione, sia chiaro. Ovvio. Però. Sì, sempre rispetto per l'avversario, giusto Pietro? Tu che appunto ne hai avuti tanti che sono arrivati dopo di te in carriera, per cui... Ma, sì, questo è inevitabile, però giustamente penso che il merito del vincitore dipenda molto anche da chi c'era con lui, quindi quella giusta stretta di mano che poi dopo sia stata di circostanza, ma sarebbe stata la stessa cosa anche da parte degli svedesi. No, volevo aggiungere a quanto appena detto, a me particolarmente ha fatto molto piacere anche vedere che fra tanti atleti sia stata portata anche questa giovane ragazza dello short track di 17 anni. Ho avuto modo di conoscerla l'anno scorso perché ci sono state le Olimpiadi europee giovanili a Sarajevo. Ha fatto per noi da portabandiera, vederla lì è stato molto bello e soprattutto un bellissimo segnale per tutta questa fascia di età, quindi si parla degli anni 2002, nati nel 2002, l'hanno avuta come compagna di albergo, diciamo così, a Sarajevo come loro rappresentante. Vederla a Losanna sempre come loro rappresentante, ma può essere sicuramente uno stimolo. Un bellissimo stimolo, ma proprio bellissimo stimolo. Mi piace perché stanno emergendo ovviamente tutti gli spunti da una parte imprenditoriali, dall'altra organizzativi, in questo caso sportivi,
che vi fanno capire un po' quella che potrebbe essere l'atmosfera. Ancora una pausa e poi ritorniamo con ore 13. Basta un giorno. Durante la pausa c'era questo rammarico per non aver chiuso, diciamo, quello che era l'arco del nord con il coinvolgimento di Torino. Lei, Giancarlo, insomma, è una cosa che sente, no? Che sarebbe stato più così. No, più completa, per l'amor del cielo, va benissimo quello che hanno fatto, va bene così, però sarebbe stato molto meglio per l'Italia intera essersi presentati tutti uniti, compatti e così via. Io credo che Torino, che Milano e Cortina faranno molto bene, va bene così, sai. Poi... Ma da imprenditore, tra l'altro, insomma, di un gruppo così grande e che è storico, il vedere questa, diciamo, contrapposizione ogni volta che si tenta di fare qualcosa di grosso, che può essere un evento, può essere un'infrastruttura, cioè mettere subito dei muri davanti e dire no, non si può fare perché poi c'è il rischio delle tangenti, c'è il rischio di impatti, eccetera, eccetera. Qual è la sua reazione? È solo male, ci facciamo male da soli. Ci facciamo male da soli. Non è giusto, non è corretto. Dobbiamo guardare avanti e non guardare indietro. E quindi era un'opportunità notevole. Dicevo prima che tutta l'Italia, io non so, presenterei anche la Sicilia da un punto di vista turistico, se vogliamo, in questo contesto, però è l'Italia che deve vincere, ecco, io la vedo così, da un punto di vista economico naturalmente. Allora Sebastiano, prima si accennava alle infrastrutture. Cortina con le Olimpiadi tornerà ad avere una pista di bob, visto che tra l'altro era la sua disciplina. Assolutamente sì, noi abbiamo una pista famosa in tutto il mondo, quella che è stata ribattezzata la Eugenio Monti, che per scelta politica nel 2008, gennaio 2008, ha cessato la sua attività, tra l'altro con un mondiale già assegnato nel 2011, per cui la rinuncia a 2 stagioni già aggiudicate di Coppa del Mondo e il mondiale del 2011. Guardiamo avanti, abbiamo la possibilità di rimettere in funzione una pista storica, amata da tutti gli sportivi del mondo, una pista baciata dal bel tempo, in un contesto favoloso, in paese, per cui tutti gli ingredienti perché torni a splendere una pista che poi famosa, meravigliosa, insomma, e ovviamente cui noi non sarà qualcosa che si ferma alle Olimpiadi, assolutamente no, diventa una nuova opportunità. C'è stato un grosso lavoro, soprattutto dell'amministrazione comunale, della Regione Veneto, di trovare di siglare come garanzia per il dossier un protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, il Comune di Cortina, la provincia di Trento e Bolzano per contribuire tutti insieme al mantenimento post-olimpico, che era una delle situazioni che il CIO della Commissione di valutazione del CIO prima e poi il CIO di membri che hanno votato, era una condicio sine qua non, chiamiamo. Certo. Sentite, a livello di infrastrutture non possono farvi la domanda. Cortina è tanto bella quanto difficile da raggiungere. Si pensava che con i mondiali dei lavori di miglioramento venissero fatti, è stato ormai, insomma, manca pochino, è stato fatto ben poco. Che cosa c'è sul piatto da questo punto di vista e possiamo sperare che per il 2026 si riesca a combinare qualcosa di più quello concreto? Che ho visto anche da Losanna, guardando le immagini della piazza Angelo di Bona lunedì sera, c'era la convinzione, c'era un'unità di paese, tutti lì a festeggiare, e io che vivo, come detto prima, anche il mondiale di sci alpino del 21, tutto quello che è stato pensato e avviato, ovviamente magari per 1000 motivi tutte le cose pensate e sperate non verranno realizzate, però sono iniziate. Io sono convinto che la comunità, non solo di Cortina, ma tutte le altre coinvolte in questo grande progetto, possano vedere con anche questo obiettivo, tra 6 anni circa, il proseguo di quello che è iniziato, per cui veramente vi è la possibilità concreta di continuare e implementare tutto questo che è lo sviluppo infrastrutturale necessario per migliorare non solo la qualità dei giochi, dell'evento sportivo, ma anche il territorio. Sta di fatto che la gente può anche andare in piazza e esultare, ma poi se non c'è la volontà amministrativa
e chi mette magari anche i soldini per fare le infrastrutture, poi no. Secondo me, Giancarlo, ci arriviamo a migliorare la viabilità? No, ma assolutamente parcheggi, viabilità e hotel, perché è un momento magico, io credo, che Cortina deve cogliere per rinnovarsi, perché le montagne sono meravigliose, sono le più belle del mondo, è un paesaggio notevole, quindi Cortina deve fare un salto di qualità, a mio avviso. Sì, senza sminuire i mondiali, che sono una tappa e un evento importantissimo, sì. Diciamo che potrebbe essere come dire, il campo di allenamento, il campo di prova per poi sfociare in questa cosa ancora più grande, anche se, ripeto, si tratta di un evento molto, molto sentito e che porterà un sacco di attenzione, no? Di gente a Cortina, secondo te? Ma assolutamente, ma io mi volevo poi anche allacciare a questo discorso, per cui anche noi come atleti a Torino 2006 eravamo particolarmente preoccupati perché vedevamo che le cose non stavano finendo come dovevano, ma poi dopo viene fuori la nostra italianità, per cui improvvisamente e magicamente il giorno prima dell'inizio dei giochi era tutto a posto ed era tutto perfetto. È ovvio che noi non dobbiamo sempre continuare a vivere su questa cosa qua, e purtroppo troppo spesso ci siamo stati abituati a essere un po' delusi, a farci deludere dalle istituzioni che promettono e poi non mantengono, però poi dopo viene sempre fuori questa dote che abbiamo e con un colpo di bacchetta si sistema tutto. Sicuramente la viabilità a Cortina... Certo. Sì, e ricordiamolo che comunque non è solo una partita delle istituzioni, è una partita che bisogna che qualcuno, tra virgolette, se la metta anche via, cioè a un certo punto se devi fare una strada si fa, e come è capitato per altre infrastrutture purtroppo qualche disagio lo si crea, ma o si ha una visione di comunità, in questo caso anche di paese, perché alla fine è un paese che si sta proponendo per questi giochi olimpici, purtroppo qualcuno un sacrificio lo deve fare, perché se no non si vince, non si vende e non si organizza. E con questa abbiamo finito. Signori, grazie, è stato un piacere, grazie, buon lavoro a tutti quanti e arrivederci a tutti coloro che ci hanno seguito da casa.